In cosa consiste questa attività? Voi siete un gruppo nato un po' di anni fa, se ci vuoi raccontare un attimo la storia di questo gruppo. Sì, noi siamo una scuola di arrampicata libera e di alpinismo. La scuola è nata nel 1997 dagli istruttori che allora hanno avuto la buona volontà di fondarla. È una scuola intersezionale che quindi copre le sezioni di Pieve di Soligo, di Conegliano e la sottosezione di San Polo. Negli anni, ormai 23 di esistenza di questa scuola, ci sono stati gli istruttori fondatori che ormai non praticano quasi più, o a parte qualcuno, ma nel tempo, insomma, per fortuna ci sono sempre state nuove leve, nuovi istruttori e quindi abbiamo sempre continuato con questa attività che consiste, dal punto di vista nostro, nel formare queste nuove persone che hanno voglia di provare, di iniziare, sia per quanto riguarda l'alpinismo che per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Il gruppo, solo il gruppo nostro delle Maisande, si compone all'incirca di 25 istruttori. Ci sono istruttori più giovani, meno giovani, ci sono uomini, ci sono donne, ragazze, c'è un po' di tutto perché appunto l'attività è un po' aperta a tutti. Quindi chiunque può fare questo tipo di attività? Chiunque può iniziare questo tipo di attività. Difatti i nostri corsi possono essere corsi base, pertanto rivolti a chiunque, anche chi non ha mai fatto nulla, oppure facciamo dei corsi avanzati per chi ha già esperienza, per chi già pratica ma vuole migliorarsi, aumentare il livello, il grado e le sue possibilità. E oltre a Tovene, in quali altri posti si può praticare? Diciamo che qui nelle vicinanze ci sono diverse falesie come quella che abbiamo qui a Tovena. Può essere San Boldo, poi bisogna andare verso il Bellunese, quelle qua più vicine, che ci si ferma qui a Nove. Nella zona di Longarone c'è Igne, c'è Erto, c'è Podenzoi, dall'altra parte verso Sedico si ne trovano altre falesie, oppure si scende verso la Valle di Schivenin, anche lì c'è una grande falesia, c'è Colmirano e insomma nel giro di, diciamo, io dico 60-80 km, credo di poter dire che ci sono almeno 10 falesie, forse anche di più, per tutti i gusti, grandi, piccole, con difficoltà da base, dai principianti, a difficoltà di livello massimo, insomma difficoltà molto elevate. In cosa consiste il climbing sportivo? L'arrampicata libera è un'attività in cui la persona può venire qui dopo aver comunque seguito un percorso di formazione, può venire qui ed iniziare a scalare, ad arrampicare proprio sulla vera roccia. L'arrampicata libera generalmente si suddivide in chi vuole scalare prettamente nella falesia, quindi dove ci sono già tutte le protezioni in loco e si concentra nel gesto o nel grado dell'arrampicata libera, oppure per chi vuole praticare l'alpinismo, questo è un terreno di allenamento, quindi viene qui, scala per allenarsi, per dopo poter procedere in sicurezza nell'ambiente alpino, nell'ambiente montano. Quali sono i punti da tenere maggiormente d'occhio durante questa attività quando si arrampica? Fondamentalmente la sicurezza è la prima cosa, anche noi come scuola la sicurezza è la prima cosa in cui puntiamo, quindi noi insegniamo a fare le cose fatte bene, nel senso che per scalare comunque ci sono tantissimi pericoli detti oggettivi, quindi il sasso che cade, l'avvicinamento alla falesia può essere comunque un problema e dopodiché l'autocontrollo tra le persone che scalano, quindi chi fa sicura controlla quello che scala, se il nodo è fatto bene, ci sono tanti aspetti che comunque noi insegniamo a controllare, a valutare prima di alzare i piedi da terra. Ecco, in certi punti conta anche molto il fattore climatico. In certi punti conta il fattore climatico, ci sono determinate falesie dette estive
o falegie dette invernali, quindi le falegie estive ci vai a scalare quando la giornata è bella, perché magari la falesia è rivolta a nord e quindi hai necessità che sia comunque una bella giornata. La falesia invernale invece ci puoi scalare quando anche d'inverno batte il sole, tu stai in una specie di microclima e puoi scalare anche d'inverno. Quindi uno sport aperto a tutte le stagioni. Uno sport aperto a tutte le stagioni, sì. Bisogna dire che l'arrampicata libera la puoi praticare 365 giorni all'anno.